Torna alla carica il patron Deni dicendo la Serie D è un campionato costoso, l'Agragas non interessa al comune e alla classe politica, senza l'aiuto di tutti potrei anche vendere la società. Presidente Deni torna a chiedere infatti il sostegno e l'aiuto della classe politica agrigentina per affrontare il prossimo impegnativo campionato di Serie D. Giuseppe Deni dichiara: devo purtroppo constatare che l'Agragas interessa solo a me e agli altri soci e non agli amministratori comunali e ai politici agrigentini che operano anche a livello regionale e nazionale. I miei tanti appelli al comune di Agrigento per aiutare la nostra Agragas sono sistematicamente caduti nel vuoto. La squadra non interessa al sindaco e nemmeno alla classe politica. Io da solo, continua Deni, non posso affrontare il dispendioso campionato di Serie D che abbiamo conquistato sul campo con una strepitosa stagione, riuscendo perfino a riportare allo stadio Esseneto oltre 5.000 persone. Ho bisogno dell'aiuto sia del comune per ciò che riguarda la ristrutturazione del campo Esseneto che della classe imprenditoriale per sostenere economicamente attraverso la sponsorizzazione le società. Sono pronto quindi a cedere le mie quote per amore della squadra e per dare un futuro roseo al club. La mia volontà, continua Deni, è quella ovviamente di rimanere e di continuare a investire nell'Agragas, ma da solo non riuscirei economicamente a portare a compimento il campionato. Mi rivolgo quindi per l'ennesima volta all'amministrazione comunale di Agrigento, ai politici, agli imprenditori, per non spezzare il sogno di tanti tifosi giovani e meno giovani che amano il gigante. Sono disposto, conclude Deni, a incontrare chiunque è intenzionato a entrare in società. Mi reputo una persona seria che mantiene le promesse, ho pagato tutto e tutti durante la stagione che per noi si è conclusa in maniera straordinaria. Adesso c'è da affrontare la Serie D e se nessuno dovesse farsi avanti per aiutarci sarò costretto a malincuore a vendere la società. Spero, continua Deni, che tutto ciò non accada, ma i presupposti ci sono tutti, visto il totale disinteresse del comune e della classe politica e imprenditoriale.